Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi vorrei parlarvi di qualcosa in cui sono stato interpellato da mie amicizie dei vari social che mi hanno contattato via PVT o anche in alcuni casi di telefonato con WhatsApp, no? Per chiedermi questi amuleti magici che la gente propina nei vari gruppi social, anche il fai da te. Allora, prima di tutto vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Ildegarda e Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram, dove lunedì sera alle 20:30 abbiamo degli incontri studi di esoterismo. Poi, fatto questo, iniziamo proprio la pillola. Allora, prima di tutto dovete capire una cosa. Gli amuleti magici praticamente non esistono. Esistono degli amuleti che hanno delle forze che sono delle egregore. Queste egregore possono essere praticamente dei, dei contenitori di energia che ad esempio si sono creati nei secoli, ad esempio alcune chiese di Stato, alcune religioni di Stato, picchiando ripetitivamente ogni domenica, ad esempio con dei culti, chiaramente creano delle egregore e quindi queste egregore si possono mettere ad esempio in oggetti o in simboli, ma questi qui sono amuleti. Invece per quando si parla di magia, cioè di alta magia operativa in questo caso qua, voi dovete pensare che se voi volete mettere ad esempio un genio, ecco, parliamo di un genio, richiamarlo, a parte che ci vuole tutta l'attrezzatura del mago e quindi il cerchio magico, la spada, i candelabri, gli incensi, le conoscenze, lo spazio, il tempio e quant'altro, bisogna anche sapere e capire una cosa, e cioè che quando si chiama un genio, anche se è di bassa piano vibrazionale, quando lui arriva non dovete pensare che fa toc toc toc. Quando lui arriva entra da un piano vibrazionale diverso e nel 99% dei casi, no, si sente un'esplosione tipo uno sparo o una bomba in casa. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che quando qualcuno vi dice di chiamare un genio oppure vi dice di fare qualcosa che arriva poi un genio dentro questo pezzo di carta, questo sasso, no? Al di là che ipotizziamo anche che voi avete tutta l'attrezzatura e lo sappiate fare, voi molto probabilmente svenireste dalla paura di quello che vedreste, per il semplice fatto che entrando in questa dimensione il genio o l'entità farebbe un baccano immenso. Infatti cosa succede? Succede che quando i maghi neri ad esempio evocano, e cioè più che altro non evocano, invocano, è differente la cosa, perché ho già fatto una pillola a riguardo, cosa succede? Il genio entra solamente una volta in questa dimensione e rimane per un determinato tempo dentro il corpo del negromante. E quindi questo negromante poi potrebbe fare, a dipendenza dell'entità richiamata e della forza del genio, potrebbe fare quasi come dei miracoli. Però questo presuppone che ci vuole una grandissima conoscenza e una grandissima forza e anche a livello fisico, psichico, una grandissima preparazione, anche se è un negromante. Quindi quando voi leggete sul web che c'è gente che propina di fare amuleti magici così alla carte e lo dice a tutti come fare a destra e a sinistra, la cosa è un po' difficile che si avveri. Al massimo potete autoconvincervi voi o al massimo potete fare in modo che lui vi crei un'egregora, cioè, ma l'egregora la crea per lui, non per voi, perché facendo questo lui crea un nucleo, un gruppo di seguaci che automaticamente vanno a, come si suol dire, a ingrassare la sua egregora. Quindi queste favole da web voi dovete capire che esistono e quindi questi personaggi che postano, vi insegno a fare amuleti magici o mettete del limone con del sale, fate qui e qui qua qua,
la cosa lascia il tempo che trova e al massimo può essere un elementale. Potreste creare un elementare. Il problema è che se non lo create bene, questo elementare poi diventa un vampiro che vive nella vostra energia. Quindi, cari amici, bisogna stare attenti a questi suonatori di pifferi che vivono su internet, perché da come mi hanno descritto in PVT certe cose e da come anch'io alcune volte le vedo, mi sembrano delle grandi favole di cartapesta, di cartoni, che non vale neanche la pena prendere in considerazione e non vale neanche spendere tempo. Perché quando si fa un'operazione di alta magia, prima di tutto ci vuole, ve l'ho sempre spiegato, competenze, materiale, conoscenze, preparazione fisica, spirituale. Alcune volte, una volta ho dovuto bannarne uno perché sul tubo mi ha fatto una domanda così proprio che si vedeva che non aveva nessun tipo di competenze professionali e si voleva atteggiare dal tipo che sapeva, ma già dalla domanda si capiva che non aveva capito cosa vuol dire fare un'operazione di alta magia operativa. E poi un'altra cosa che vi voglio dire, non è che uno fa un'operazione di alta magia operativa e la cosa funziona, ci vuole tempo, ve l'ho sempre detto, sudore, lavoro, costanza. Tempo, tempo, tempo. Non dovete pensare che voi fate qualcosa e il giorno dopo o il mese dopo funzioni. Noi generalmente lavoriamo con le forze planetarie e lunari, ma soprattutto planetarie per i sigilli, semplicemente perché sono abbordabili per tutti, sono funzionali, funzionano, sono forti, però purtroppo ci vuole un sacco di lavoro e un sacco di tempo perché possano entrare nel pieno delle loro funzioni. E il modo più semplice è usare i sigilli, ma non si potrà mai dire a qualcuno di fare un sigillo così al volo, per il semplice fatto che potrebbe anche richiamare energie, sbagliando chiaramente, potrebbe richiamare energie negative che al posto che aiutarlo lo praticamente parassitano. Lo dice bene la grande Alexandra Rendel in un suo testo di quanti magari hanno provato così incautamente a usare certe strategie e poi si sono fatti parassitare da spiritelli poco simpatici. Quindi, cari amici, state attenti a queste favole che girano sul web perché purtroppo dopo, quando si prende una strada, si resta parassitati. Quindi, poi un'altra cosa, non fatevi mai mandare luce colorata, angeli colorati, perché, come vi ho detto prima, quando un pseudo negromante che si spaccia per salvatore dell'umanità invoca una qualsiasi altezza spirituale, non sa mai se dentro questa altezza spirituale si cela un genio di basso profilo. Più chiaramente lui riesce a fare grandi opere, più chiaramente questi geni di basso profilo ne approfittano. E quindi state attenti perché anche tramite il web queste cose passano e quando arrivano non si sentono subito, ma si vedono gli effetti dopo anni e anni. Quindi, cari amici, il vostro Marietto oggi vi dice questa piccola pillola, sempre in campana e mai lasciare aperte le porte, perché la più brutta bestia che può esistere è la ignoranza. Grazie cari amici, e se non avete ancora fatto il Marietto vi chiedo di iscrivervi al canale di Legarda Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram. Grazie cari amici e alla prossima.